E ancora campionato di eccellenza, amici di WeSport, e ancora girone B, prima giornata. Melilli ospita Niscemi, è da qui che ripartono le due formazioni dopo gli impegni di Coppa Italia. Melilli che schiera Genovese, Nicolosi, Ferrini, El Gailani, Mangiameli, Cristaldi, Diouf, Silla, Di Stefano, Diallo e Pandolfo. Risponde il Niscemi con Di Franco, Ardes, Cabrera, Petrucci, Nobile, Diaw, Mauro, Urruti, Bojang, Amaya e Torres. Partita affidata al fischietto di Karim Lafranca, sezione di Messina. Gli assistenti sono Pietro Quartaronello e Armando Rando, anch'essi della sezione peloritana. Maglia verde, inserti gialli per quanto riguarda il Niscemi, maglia gialla, inserti neri per quanto riguarda il Melilli. Siamo in campo, inizia il film del primo tempo. Dopo 9 minuti il Melilli, rinvio di Di Franco che sbatte su Diallo, si trasforma in un assist per Pandolfo, va a calciare, respinge il portiere Di Franco. Minuto 11, il Niscemi nella zona offensiva, la conclusione dalla distanza. Cabrera infatti stoppa, vede lo spiraglio giusto per la conclusione col sinistro. Il portiere però guarda il pallone perdersi sul fondo. 18esimo ancora, Niscemi che cerca il giro palla su calcio di punizione, la sfera finisce in mezzo. Cabrera cerca il colpo di testa, manda però in bocca l'estremo difensore genovese. Un minuto più tardi sempre i gialloverdi con il lancio in profondità per Fefe Amaya. Ancora Amaya, guarda il diretto avversario, pensa alla conclusione, poi mette il pallone fuori, arriva la bordata con il destro, troppo centrale quella di Bojang, pare in due tempi genovese. 21esimo, spazzata della difesa, è un assist però per Torres che cerca un pallonetto davanti al portiere. L'idea è anche quella giusta, ma genovese non si lascia sorprendere, molto attenta fin qui. La prova dell'estremo difensore locale, il Melilli su calcio di punizione al 23esimo con Di Stefano che cerca di manderebbe in rete, tutto fermo per presunta posizione di fuorigioco. Minuto 27, Torres parte in azione personale, poi cerca la combinazione con Amaya, si chiude alla perfezione il triangolo, ma il portiere genovese dice no, era anche tutto fermo per posizione di fuorigioco. Si rompono gli indugi al 33esimo, palla in profondità per Di Stefano che prende la mira e con questo meraviglioso destro a giro fa 1-0 il Melilli, è avanti, incrocio dei pali pieno per Di Stefano. 34esimo, il Melilli prende fiducia di per Pandolfo, mette il cross che si stampa sulla traversa, molto velenoso. Minuto 35, tantissime le occasioni di questa prima frazione con il Melilli che attacca con Pandolfo, ancora una deviazione Di Franco e poi Di Stefano che sterza, va a calciare, super Di Franco a dire no. Il portiere, entrambi gli estremi difensori si stanno ben distinguendo in questo pomeriggio. 40esimo, Bojang ruba il pallone, entra in area di rigore, ma c'è questo bellissimo intervento di Ferrini, il replay fa luce sull'accaduto, palla piena, lievi infatti le proteste da parte del Niscemi. In questo caso l'ultima offensiva rimessa laterale, si trova il pertugio giusto per servire Torres, come sempre da rapace, ma arriva l'uscita di genovese che gli chiude lo specchio. Finisce così il primo tempo, il Melilli dopo i primi 45 minuti di questo campionato è avanti sulle Niscemi 1-0. Decide Di Stefano, inizia la ripresa. Minuto 46, Nobile per Amaya che trova l'imbucata di prima intenzione per il tentativo di Diaw che calcia sul primo palo, beffa stavolta genovese, trova il gol del pareggio, la prima gioia del Niscemi nel torneo di eccellenza. 53esima, apertura a sinistra ancora per Diaw che adesso si scatena, prova ad accentrarsi, va a calciare, deviazione e pallone ancora una volta intercettato a genovese. Doppio cambio nel Niscemi, entrano Ferrera e Messina per Nobile e Urruti. Ora di gioco, nuovo episodio, un batti e ribatti nella zona offensiva della formazione locale. Il pallone non viene allontanato come dovrebbe e allora si la apre subito per Di Stefano che si ritrova tutto solo davanti alla portiere, incrocia e batte Di Franco e doppietta personale e una rete ancora molto pesante quella di Stefano. 68esimo, tris di cambi nel Niscemi, entrano Rossi, Parisi e Aramburu per Cabrera, Diaw e Ardes. 74esimo, calcio di punizione di Amaya dal limite, finisce di un soffio fuori. 87esimo, subito protagonista uno dei neoentrati, Rossi, perché si guadagna un rosso diretto dopo aver toccato così Cristaldi che era a terra, facendo guadagnare un calcio di rigore al Melilli. 88esimo infatti arriva la grande chance con Frittitta che potrebbe trovare il gol che chiuderebbe la partita. Va Frittitta ma arriva la parata di Di Franco che lo ipnotizza, bravo il portiere del Niscemi che evita un passivo più pesante ai suoi proprio negli ultimi minuti. Poi al 90esimo il Niscemi avrebbe anche la chance per trovare un isperato pareggio, lancio lungo di Messina per Aramburu che calcia al volo sul fondo da buona posizione. Finisce così la gara, il Melilli batte il Niscemi per 2-1 nella prima giornata del campionato di eccellenza siciliano. Amici di WeSport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. È una squadra che